chiediamo un atto di responsabilità nei confronti di un territorio che dà tanto e che però ha delle esigenze importanti. È un periodo caratterizzato da aumenti importanti da un punto di vista dei costi energetici, noi lavoriamo per il bene delle comunità. Un tavolo regionale, una conferenza via streaming voluto da Federico Testa, presidente della società veronese vicentina GSM AIM, che da tempo lancia al governo l'allarme del caro energie e bollette, un tavolo a cui ha partecipato anche il presidente di ANCI Veneto. L'obiettivo dell'alleanza trasversale è quello di ridiscutere le concessioni e ottenere più risorse per le amministrazioni e sconti sull'energia per le famiglie. Trattare con Enel da questo punto di vista significa migliorare la qualità della vita e soprattutto abbassare le tariffe per i nostri cittadini. Chiedere maggiore autonomia da un punto di vista energetico per i comuni italiani significa andare incontro alle esigenze delle famiglie, delle aziende, delle associazioni, perché il patrimonio naturalistico che abbiamo in Veneto, che passa nella gestione in mano a Enel, non deve essere così a titolo gratuito, ma chiediamo che ci venga riconosciuto una parte importante per il nostro territorio che tanto dà in questo ambito. Dal punto di vista governativo, infatti, si va verso la proroga ad Enel dei diritti sulle fonti energetiche territoriali. Quindi noi come territori chiediamo una sorta di autonomia regionale, nel senso che sederci attorno a un tavolo con Enel per discutere insieme quelli che sono i costi e soprattutto quanto può essere lasciato nel territorio. Tutto ciò che verrà lasciato nel territorio verrà poi scontato nelle bollette energetiche per i nostri cittadini. Al tavolo, oltre ad ANCI e GSM, anche Ascopiave, BIM, Comunità del Piave. È una partita veneta che mette al centro le esigenze delle comunità e che mette al centro la volontà di non chiedere risorse al governo, ma di chiedere maggiori responsabilità attraverso un'autonomia energetica che sarebbe una soluzione immediatica contro il caro bollette.